Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. Chiusura con fuochi d'artificio e tanti ospiti a Battaglia Terme, con la serata finale del Non Solo Rock 2010, la manifestazione rock che quest'anno compie 10 anni. L'avventura era iniziata come una semplice festa della birra, ma è riuscita a crescere ed evolvere in una vera e propria manifestazione musicale di interesse regionale, grazie alla determinazione e all'entusiasmo dell'amministrazione comunale e dei ragazzi della locale Proloco. Mi sono trovato a lavorare con delle persone, alcune di queste persone, oltre che semplici collaboratori, sono anche degli amici, quindi mi hanno aiutato e mi hanno seguito in molte cose, mi hanno anche insegnato alcune cose, perché comunque essendo una nuova esperienza per me avevo bisogno di persone che comunque contribuissero anche ad aiutarmi e a spiegarmi certe cose. Il giudizio complessivo sulla manifestazione per me è sempre stata una bellissima manifestazione. Siamo in tempi di crisi, quindi comunque non si possono più fare certe cose come una volta, diciamo, però noi insomma ci mettiamo tutto l'impegno e ci crediamo, quindi cerchiamo di fare una cosa che sia bella per tutti. Quanto tempo è durata l'organizzazione? L'organizzazione di questo evento di quest'anno è cominciata verso febbraio-marzo di quest'anno, cioè abbiamo cominciato a buttare giù le prime linee guida in quel periodo lì. In un'estate caratterizzata a livello nazionale dalle polemiche contro i grandi eventi pensati per i giovani, con la proibizione di molti spettacoli in molte spiagge d'Italia, il Parco Sant'Elena per 9 serate ha saputo accogliere migliaia di ragazzi senza particolari problemi. La prima serata, che era quella di Simple Mind, ha trovato sicuramente un'organizzazione completa che ha permesso uno spettacolo veramente bello per tutti, per le famiglie, per i ragazzi, per chi come me ha una certa età e quindi Simple Mind li conosce da tanto tempo, e che ha permesso di restare in un'area bellissima, verde, insieme con tanti giovani, con tante famiglie, quindi siamo contenti di questo. È chiaro che le organizzazioni vanno controllate, cioè quindi con tutte le autorizzazioni, con tutte le precauzioni del caso. Comunque ai giovani vanno dati degli spazi che poi devono essere a loro agio, devono permettere a loro di esprimere la propria personalità. I comuni, chi ha gli spazi aggregativi deve metterli a disposizione proprio per dare la possibilità ai giovani di crescere con autocontrollo. Questi giorni sono arrivati da tutti i paesi, dalla città di Padova ma anche dalla provincia, e abbiamo dimostrato come paese un'organizzazione, e loro hanno dimostrato come giovani di saper utilizzare gli spazi senza creare nessun disagio a nessuno. Al concerto iniziale dei Simple Minds hanno fatto seguito gli spettacoli dei Jam Boy, la nota band demenziale bolognese, i fantastici chitarristi della Notte delle Chitarre e le più note tribute band del momento, quali gli U2 Zen Garden, tributo dedicato agli U2 di Torino con all'attivo un multitour in tutta Europa e addirittura in Sud America, la Diapason Band, che da ben 26 anni anima le nostre serate con le emozioni di Vasco Rossi, le Anime in Plexiglass e il grandissimo rock di Luciano Ligabue, i Déjà Vu con tutto il loro repertorio e la carica musicale che sanno suscitare nel pubblico. Uno dei punti di forza del Non Solo Rock è la voglia di farci conoscere anche i grandi virtuosi italiani della chitarra, del basso, della batteria. E così quest'anno sul palco si sono sentiti artisti del calibro di Ricky Portera, Claudio Il Gallo Golinelli, Mel Previte, Rigo Righetti, Antonio Pellati, che hanno affiancato le tribute band o suonato con formazioni proprie. Anche Diego Spagnoli, il noto presentatore di tantissimi tour di Vasco Rossi, ha animato le notti di Battaglia Terme. Il 12 agosto abbiamo anche avuto modo di conoscere ed apprezzare Tommy Ermogli, un chitarrista di Pernumia di soli 22 anni, ma con all'attivo importanti esperienze internazionali e di cui probabilmente sentiremo parlare a lungo. 9 giorni di festa e di grande musica, per una kermesse musicale affermata e di altissimo livello, che ci dà appuntamento per il 2011 per tante altre emozioni. Siamo orgogliosi di avere un palcoscenico come questo, che ritengo sia da città più che da paese come questo, come il nostro, che è un paese piccolo, che magari però mette a disposizione questo bellissimo spazio che è lo stabilimento e il parco dell'Inps. Credo che sia un orgoglio avere uno spazio come questo e una manifestazione come questa, che ripeto non ha avuto nessun problema, anzi è stato uno spettacolo, peccato per il tempo. Noi in questa manifestazione ci abbiamo creduto da sempre,
credo sia una delle manifestazioni più importanti della zona, quindi va valorizzata, ovviamente va tenuta sotto controllo e questo è quello che faremo come comune, cercheremo di valorizzarla ancora di più se possibile. Tutte le informazioni e migliaia di foto delle serate sono come sempre disponibili sul sito ufficiale www.nonsolorock.net, ma anche su Facebook e sul MySpace ufficiali della manifestazione.